Ciao tifosi napoletani! Siamo tornati con un'altra notizia esclusiva sul nostro amato Napoli. La nostra squadra sta cercando di migliorarsi sempre di più per portare buoni risultati, quindi non dimenticate di mettere un like a questo video e iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità. Oggi abbiamo aggiornamenti importanti sul fronte dei trasferimenti. Buongiorno e Leoni sono sempre più vicini al Napoli. Mercato di trasferimenti del Napoli. Gianluca Di Marzio ha rivelato in diretta su Sky le ultime novità riguardanti Alessandro Buongiorno e il giovane Leoni. È ormai tutto pronto per Rafa Marin, che si sottoporrà alle visite mediche prima di unirsi alla squadra. Nel frattempo, il giovane Leoni, seguito anche dall'Inter, è al centro di un interesse crescente. La richiesta per Leoni è di 5 milioni di euro e il Napoli sarebbe disposto a lasciarlo in prestito alla Sampdoria per 1 o 2 anni. Per quanto riguarda Buongiorno, il Napoli ha aumentato l'offerta a 30 milioni più 5 di bonus, mentre Urbano Cairo chiede 35 milioni più alcuni bonus. Le parti stanno progressivamente avvicinandosi, ma sarà necessario ancora un po' di tempo per chiudere definitivamente l'affare. Questi movimenti dimostrano quanto il Napoli sia determinato a rafforzare la propria difesa e a costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. Rafa Marin è un giovane di grande talento, e l'arrivo di Buongiorno potrebbe garantire solidità e qualità alla retroguardia azzurra. E voi, tifosi napoletani, cosa ne pensate di questi possibili nuovi arrivi? Buongiorno e Leoni possono fare la differenza nella nostra squadra? Lasciate i vostri commenti qui sotto e discutiamo insieme di queste importanti operazioni di mercato. E non dimenticate di mettere un like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del nostro amato Napoli. Alla prossima e forza Napoli sempre!